Pisa fu una delle repubbliche marinare più prospere d'Italia e nel periodo del suo maggiore splendore essa si arricchì di magnifici monumenti, di palazzi e di opere d'arte. La città vanta di essere tra quelle dove si può ammirare il più bel romanico italiano. Sul Lungarno poi, famosissimo per i tramonti e per il gioco delle luci e dei colori, si specchiano gli eleganti palazzi rinascimentali, le solide e belle costruzioni ottocentesche. Ma Pisa in tutto il mondo significa Piazza dei Miracoli, e Piazza dei Miracoli significa la Torre, il superbo capolavoro architettonico che, iniziato nel 1174 da Bonanno Pisano, fu terminato dopo 99 anni da Giovanni di Simone. Un cilindro di marmo alto 56 metri, della cui inclinazione, uno spostamento di metri 4,5, ancora si discute se sia stata voluta o accidentale. Tutte le mattine i venditori di cartoline e di souvenir allestiscono le loro baracche o aprono i loro negozi e gli artigiani, che in verità sono rimasti in pochi, si preparano ad allineare sul banco una nuova torre in miniatura, ricavata con paziente lavoro dall'alabastro. Queste piccole torri sono sparse ormai in tutto il mondo, piacevole ricordo per centinaia di migliaia di turisti che ne hanno potuto ammirare l'originale come una delle 7 meraviglie del mondo. Attorno a Piazza dei Miracoli la città vive della vita della torre, un tranquillo, onesto commercio. Quelli che più si danno da fare sono i fotografi, e chi sulla Piazza dei Miracoli davanti alla torre meravigliosa rifiuterebbe una foto? Ci si può sbizzarrire negli atteggiamenti più strani, si può curiosamente sfruttare un gioco di prospettiva e offrire il proprio aiuto, anche se non richiesto, alla secolare costruzione. I fotografi naturalmente incoraggiano queste piccole e recondite vanità che qui esplodono a volte quasi infantilmente. Campagne della stampa sul fatto che il limite di resistenza del terreno su cui poggia la torre potrebbe essere raggiunto da un momento all'altro non ha fatto diminuire l'afflusso dei visitatori, di quelli che osano salire tutti i 294 gradini della costruzione per portarsi all'8° piano di essa, al 56° metro, per provare da tale altezza un brivido di emozione,
pensando che la torre potrebbe cadere. Tra tante illustri persone che sono salite fin quassù si deve ricordare Galileo Galilei, che veniva a compiervi esperimenti sulla gravitazione terrestre. E fra gli ospiti, spesso anche essi illustri, che nella torre furono imprigionati, va ricordato il conte Ugolino, per la cui morte si dice che suonasse la più antica delle 7 campane che ornano la cella campanaria della torre. Una di queste 7 campane è accordata su una delle 7 note musicali. Chissà in virtù di quale attrazione qualcuno ha anche pensato di rendere partecipe la torre del proprio suicidio. Negli ultimi 2 anni sono stati registrati 4 casi di suicidio, ma uno in verità più che un suicidio sembra essere stata una disgrazia. Ecco come ce l'ha raccontato uno dei fotografi di Piazza dei Miracoli. Sì, e in 2 anni 4 sono caduti. No, 3 ci sono gettati, uno è caduto. Una donna, una romana l'anno scorso, mi pare, una romana, sì. Ma perché? E si mise al 4º piano a girare torno al colonnino, scivolò e cadde giù. 3 poi sono suicidi, quelli vero? Ma il senso della vita attorno alla torre è certamente più forte di qualsiasi senso del pericolo. Ai turisti amano accompagnarsi i pisani, soprattutto nelle prime ore pomeridiane, quando qui sulla piazza si viene a prendere il sole. Le mamme ci portano i bambini e le coppie di fidanzati si fanno confidenze. Allora Piazza dei Miracoli diventa come un grande parco e la torre fa compagnia a tutti, anche ai più soli. Nonostante questa pendenza progressiva ma non sempre costante di circa 7 decimi di millimetro ogni anno, la torre da secoli rimane in piedi, con il suo peso di 14.500 tonnellate, poggiante su fondamenta di appena 3 metri in un terreno acquitrinoso. Ha resistito sinora a più di 100 terremoti e ai bombardamenti che nell'agosto del 1943 colpirono Pisa, circa 800 bombe di medio e grosso calibro che fecero tremare violentemente la terra. Ma se davvero crollasse? Il pericolo di crollo della torre e il primo balzo della navicella Saturno I verso la Luna mantengono le prime pagine dei giornali. Un giusto rapporto tra le glorie del passato e quelle presenti. Ma se davvero la torre crollasse? Forse tutta la città ne tremerebbe. Così. Ma come in passato, anche stavolta l'allarme si è rivelato prematuro. La città si rimette tranquilla nel verso di sempre e continua a specchiarsi nelle argentate acque dell'Arno. No, la torre non c'ha bisogno di niente, almeno come ho detto, per ancora 3 o 400 anni la torre sta al posto com'è. E se la toccano io credo che ci sia pericolo che cada per davvero. No, non cade. Sa cosa? È 1000 anni in piedi. Questa torre starà ancora tanti anni. Se la stuzzano è il momento buono, la fanno andare giù. Ha retto tutte le incursioni, dunque i movimenti quando hanno bombardato le incursioni, se lo immagina lo spostamento che c'è stato, eppure guarda eccola lì. Se la stuzzicano, vanno a toccare le fondamenta e facile la buttino giù davvero. Questo è il parere mio. Poi sa, se gli studiosi dicano d'altra parte ci va fatto, lo facciano. La torre rimane in piedi e mentre illustri studiosi intensificano proposte e progetti per rinsaldare le fondamenta della torre e alcuni addirittura per rattrizzarla, i pisani le conservano la loro piena fiducia.